Amici di Wii Sport Young, tenetevi forte, questa è la sfida più sentita del girone C Under 17 regionale. Questa è la gara tra Città di Messina e Camaro. Questa è la sfida tra due delle formazioni, fra due delle società che più hanno investito nei propri settori giovanili negli ultimi anni. Questo è lo spettacolo di Wii Sport in un Despar Stadium vestito a festa e pieno in ogni ordine di posto per assistere alla sfida più aspettata della settimana. Da una parte la formazione di Mister Cruciani, dall'altra quella della Città di Messina guidata da Giuseppe Cosimini. Nell'ultimo turno vittorie per entrambe le compagini. Il Camaro ha avuto la meglio sulla CR Messina per 1-0. Il Città di Messina ha strapazzato per 3-0 i Parità della Ionica. Al primo posto il Città di Messina, al quarto posto con vista sulla capolista il Camaro. Le emozioni si aprono con Valerio Mangano che dai 35 metri ci prova su calcio punizione, para l'ex di giornata Giovanni Forestieri. Tiro da fermo anche per il Camaro, Spadicchia mette sul secondo palo, Lembo arriva più in alto di tutti, prova a colpire, pallone alto sopra la traversa per il difensore, ancora un calcio punizione stavolta per il Città di Messina, il pallone rimane lì, corso con il destro, pallone di un soffio al lato. È un susseguirsi di emozioni da una parte e dall'altra, ancora un calcio punizione, stavolta per il Camaro, pallone dentro per Spadicchia che anticipa Foti, la sfera finisce alta sopra la traversa ma è pericolosissimo il Camaro come lo sarà poco dopo. Il Città di Messina schema da Mangano a Spuria verso Santa Paola, riesce bene, non riesce però a concludere bene il numero 11 di Mister Cosimini. Dall'altra parte calcio d'angolo, svetta ancora una volta Lembo che sta facendo la voce grossa sui tiri da fermo, manda però il pallone di poco al lato, Corso ci prova sul calcio munizione, pallone che rimane lì per la conclusione da parte del numero 5 Venuti che però viene parata in presa felina da parte di Forestieri. Calcio munizione ancora per il Camaro, riescono solo con i tiri da fermo a rendersi pericolose le squadre. Qui Foti non riesce a bloccare il pallone, allontana la difesa del Città di Messina che poi si ripropone in avanti qui con Corso che vede l'uscita da parte di Forestieri. Corso con il destro, traversa clamorosa delle Città di Messina, un passo dal gol del vantaggio. Se fa questo Corso noi chiudiamo tutto, amici della Wii Sport. Traversa clamorosa, un passo dal vantaggio il Città. Occhio però al Camaro con Manuel Rando su calcio munizione, il destro potente che però va a sibilare il palo difeso da Foti in chiusura di tempo. La penetrazione di Di Bella, il tentativo parato ancora una volta da Foti e poi allontana. Amante sarà l'ultima occasione del primo tempo per le due squadre per rendersi pericolose. Finisce così al Despar Stadium la prima frazione 0-0 e reti bianche ci hanno provato entrambe le formazioni da una parte e dall'altra, più con i calci di punizione che con le occasioni manovrate. Ha sfiorato il gol Spadicchia da una parte, ha sfiorato il gol Corso dall'altra. Cambi nelle file del Città di Messina, entreranno Majorana, Trimboli e Motta. Cambia tanto Mister Cosimini, sicuramente non soddisfatto della prestazione dei suoi contro però un'ottima compagine come quella del Camaro. Si apre il secondo tempo a parti invertite, sono i giallo-blu a dare il via alle ostilità nella seconda frazione. La prima occasione pericolosa arriverà ancora dal Città di Messina con Santa Paola che mette il calcio di punizione dentro sul secondo palo, prova a svettare Amante. Forestieri in presa facile e sicura, ancora cambi per il Città di Messina, entra con il numero 17 Roberto Majorana, da più linfa al suo centrocampo Mister Cosimini, calcio d'angolo, pallone dentro, Amante sfiora, il pallone rimane lì e gol del Città di Messina, ma è tutto annullato per fallo in attacco. Non protestano più di tanto quelli del Città di Messina. Qui il tocco di Trimboli quando Forestieri aveva già bloccato il pallone. Un secondo tempo avaro di emozioni che si chiude così. Finisce 0-0 il match più atteso della settimana tra Camaro e Città di Messina. Non ci sono né vinti né vincitori. Reti bianche in uno spettacolare Despar Stadium. Amici della Wii Sport, qui è davvero tutto. Ancora caro vi porge un cordiale saluto e vi rimanda come sempre alla prossima.